giornata, ben trovati, eccoci all'appuntamento del martedì 26 novembre, ci avviciniamo alla fine di questo mese, poi entreremo nel mese di dicembre, insomma poi con le festività avremo modo di riascoltarci e di vedere quali saranno i programmi intensi per le nostre squadre che disputeranno questo mese di dicembre verso la nuova stagione. Si apre con lo sci, ricordandovi prima che comunque venetoglobe.com, la nostra web tv, sempre dove trovate tutto in modalità on demand, ogni sera invece 19:40, 19:45 circa sulla nostra emittente televisiva digitale terrestre Caffè TV 24, canale 95 per Veneto e Friuli, Venezia Giulia, 19:45 la prima edizione, seconda nella seconda parte di serata e terza nella primissima parte del mattino con la prima replica. Continuiamo ad aprire con lo sci anche oggi perché ricordiamo che il Circo Bianco, dopo l'apertura a Levi in Finlandia, si sposta oltreoceano per quanto riguarda le donne, che saranno attese da un weekend di gare tecniche, ovvero slalom gigante e slalom speciale a Killington, mentre gli uomini jet saranno di scena a Lake Louise sfrecciando in discesa libera e Super G. Andiamo a parlare di basket perché in Serie A di basket maschile il campionato ha regalato finalmente la prima vittoria in trasferta alla TVB dell'Onghi Treviso, che ha espugnato il campo della Virtus Roma per 81-69. Ieri abbiamo sentito l'analisi tecnica di coach Max Menetti per la TVB, oggi sentiamo coach Bucchi ai nostri microfoni dopo la gara. Partita subito in salita, complimenti a Treviso. Devo dire che hanno giocato un ottimo primo tempo, abbiamo avuto una buona reazione, però ovviamente non è bastato. Prego. Domande, allora vediamo come prima la carta stampata, se c'è. No? Domande libere? Prego. Prego. Marco Gambesi, mi chiamo Ciano. Devono chiedere, in settimana Jefferson e Dyson erano in condizioni non perfette anche a causa dell'altra settimana sapevamo che non stavano benissimo. Questa settimana come si sono allenati e se ha visto dei miglioramenti, se stavano meglio dell'altra settimana? Siamo molto migliorati nei non allenamenti, nel senso che Dyson sono 3 settimane che non si allena praticamente. Proprio questa settimana non ha fatto neanche un minuto di allenamento. Poi ha voluto giocare per cercare di dare una mano alla squadra, ma ovviamente dopo 3 settimane che non ti alleni, tieni botta un po' con Cantù, dove ha fatto una partita decente e già lì non si allenava, poi non si è allenato anche nella gara di Pesaro, poi tutta questa settimana non ha mai messo le scarpe. Questa è la situazione, l'analisi tecnica appunto di Bucchi, che si lamentava appunto di un suo giocatore che non era riuscito ad allenarsi con dovizia di particolari. Per quanto riguarda la pallacanestro e tutto, vi ricordo che domenica prossima ci sarà una partitona, insomma quella a Trieste, tra Trieste e Treviso alle 17 ci sarà tra l'altro anche un'altra gara, quella di Venezia, che sarà in trasferta a Pistoia. Andiamo in Superlega maschile di volley perché c'è il Padova che batte Latina 3-1, Verona ha ceduto in casa per 3-0 contro Monza, Civitanova invece ha il comando con 26 punti. Domani si gioca Ravenna-Verona, mentre giovedì Piacenza-Padova. In A1 femminile, l'Imoco Volley Conegliano ha vinto alla grandissima in casa contro Scandicci per 3-0 senza nessun dubbio e nessuna difficoltà, rimane saldamente in testa alla classifica a 29 punti, ad inseguirla c'è Busto che di punti ne ha 19. Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Livenza a Porto Viro è arrivata la seconda sconfitta stagionale, ha perso per 3-0 anche abbastanza nettamente senza riuscire mai a trovare il bandolo della matassa. I Leoni del Benetton, quindi siamo sul rugby a Monigo, hanno perso di misura contro il Newhampton, la formazione che è in testa al campionato inglese e che ha disputato una bellissima gara per 35-32, una gara molto intensa e bella che si è decisa sul finale con un piazzato appunto del Northampton. Andiamo a sentire Ignacio Brax, che è stato veramente un'altra grande prestazione la sua. Se avesse vinto il Benetton sarebbe stato sicuramente MVP, ovvero miglior giocatore della partita, e invece è risultato un giocatore del Northampton, però Brax ha fatto un'altra grande prestazione. Sentiamolo.
Brex, un'altra buona prestazione per quanto riguarda la squadra, una bella partita, manca soltanto il risultato. Buonasera, sì, così come hai detto tu, ovviamente ci sono dei dettagli da mettere a posto, perché un'altra volta che va via una partita che era molto importante per noi, quindi sì, vedremo in settimana cosa c'è da mettere a posto. Sono sempre questi dettagli che non tornano, no? Perché un primo tempo veramente splendido, poi avete accusato qualcosa nel secondo, c'è stato questo ritorno, insomma qualcuno si sarebbe accordato o si sarebbe accontentato di questo pareggio, però insomma loro poi grande squadra. Sì, no, loro sono i primi in classifica in Inghilterra, quindi non c'è molto da dire, tranne che sì, era un'opportunità per vincere. Penso che abbiamo fatto sì, di tutto, magari il secondo tempo siamo calati, non so come si dice, un po', quindi niente, sì, abbiamo pagato caro questo tempo che abbiamo regalato. Personalmente un'altra bella partita, perché se avessimo vinto, insomma, the man of the match potrebbe essere stato Brex ancora. Grazie, sì, personalmente sì, mi sono sentito bene, ma ovviamente non importa quello a questo punto, noi vogliamo vincere, per vincere ovviamente siamo in 15, in 23, in 50. Quindi sì, vedremo la prossima. Un po' quello che dicono un po' tutti, adesso c'è l'amarezza, però da lunedì o da martedì la voglia di ricominciare, la voglia di cercare questa vittoria che manca. Sì, 100%, adesso ovviamente passata questa partita vedremo le cose migliorare, già pensiamo a Cardiff che sì, vogliamo vincere, vogliamo tornare alla vittoria. E vedremo se insomma ci sarà più attenzione sul ritorno agli allenamenti dei Leoni, oppure alle parole di Amerino Zatta, che ha dichiarato appunto nel fine settimana che è rimasto un po' deluso dalla presenza del pubblico trevigiano a vedere questa gran partita. Northampton, lo ricordiamo, prima squadra nel campionato inglese, non mica noccioline per così dire. Il presidente è rimasto un pochino deluso dall'ambiente, perché dice: sono disposto anche a portare il Benetton in giro non soltanto per il Veneto ma anche per l'Italia. Andiamo a parlare di calcio. La Juventus è al comando, 35 punti nel campionato dopo la vittoria con l'Atalanta per 3-1, insomma pareggio del Milan con il Napoli per 1-1, a Torino c'è stata l'Inter di Conte Corsara per 3-0, poi c'è stata la contestazione con i fischi a Montella, con la sua Fiorentina che ha perduto al Bentegodi di Verona, un ottimo Verona tra l'altro, e poi la Roma che ha battuto il Brescia per 3-0 senza Balotelli. Per quanto riguarda Sampdoria Udinese 2-1 la vittoria di Ranieri sulla compagine di Luca Gotti, il tecnico friulano, che ha ribadito: non sono io il tecnico per andare verso la fine di questo campionato dell'Udinese e nemmeno per il prossimo. Dice: vedrete che tra poco la società deciderà chi scegliere, staremo a vedere. In serata Spal Genoa, naturalmente, per quanto riguarda la giornata. Per quello che concerne invece le Venete, Friulane e Venete, ripeto, per la Serie B, Pordenone batte Perugia 3-0 con un Pordenone più che mai lanciato in alto, Empoli-Venezia 1-1, Cittadella-Pisa altro pareggio 1-1 e poi la giocata serale Chievo-Entella. Nella Serie B femminile, Permac Vittorio Veneto al Barison contro Ravenna c'è stato un pareggio, la cosa che fa sorridere un pochino, insomma, che dà un po' di interesse a campionato e coppa, campionato che si ferma, ritorna la coppa e ritorna al Barison anche il Ravenna, con cui hanno giocato domenica. Serie C, girone B, qui le Venete bene, perché il Vicenza vince con il Fano 2-1, il Padova continua la sua marcia vincendo per 1-0 contro il Rimini, la Triestina supera il Sud Tirol per 1-0, il Carpi invece va ad espugnare il campo del Virtus Verona per 2-1 e così pure il Vispesaro batte l'Arzignano 2-1. Il campionato riprenderà adesso sabato 30 con Arzignano Virtus Verona alle 20:45, poi domenica 1 dicembre Carpi Triestina, Gubbio Padova, Sud Tirol Lanerossi Vicenza. C'è da ricordare anche la Coppa, domani 27 novembre giocheranno Vicenza Triestina, è un match molto bello e interessante. La Serie D, la classifica vede sempre il Campo d'Arsego in testa,
la formazione di Andreucci prova ad andarsene, il Cartigliano prova a resistere con 31 punti, ma attenzione al Legnago che sale al terzo posto a 29 punti. Montebelluna invece perde in casa dall'Ambrosiana per 2-0, la situazione non è allegra in casa Montebelluna. In eccellenza invece si ferma con un pareggio il Giorgione, 1-1, il Sona ne approfitta, balza in avanti in testa al girone con 27 punti, 2 di vantaggio sul Giorgione. Nel girone B invece, qui c'è la sorpresa del San Giorgio Sedico, che lo abbiamo anche intervistato, il tecnico del San Giorgio Sedico, abbiamo anche seguito con le nostre telecamere una gara, formazione molto interessante questa del San Giorgio Sedico. Certo è che anche il tecnico aveva detto, beh, siamo sì costruiti per stare in alto, ma attenzione, ci sono San Donà di Piave, Porto Gruaro, Porto Mansuè, che sono sicuramente formazioni più in vista di noi. Per il momento non è così, la classifica in zona bassa preoccupa le trevigiane perché ultime della classe c'è il Montello che ha costretto al pareggio il Vittorio Veneto sabato nell'anticipo 1-1, l'Eclisse Caregni Pievigina con 8 punti, sia Montello che Eclisse, dopo la vittoria 3-2 contro il Lia Piave, e Lia Piave avanti di 9 punti, penultima o terzultima, se ne mettiamo in riga, del campionato di eccellenza. Bisogna dare una svolta. Proprio di questo campionato andiamo a Moriago della Battaglia, dove domenica abbiamo seguito la gara tra Union QDP e San Donà, un risultato di parità 2-2. Sentiamo il tecnico Fonti. Mister, arriva questo pareggio, ci avete provato anche voi fino alla fine, però conoscendoti non sarai molto soddisfatto della prestazione. No, abbiamo fatto un buon primo tempo dove abbiamo sicuramente fatto tanto possesso palla, loro erano chiusi, però hanno avuto una bella reazione l'Union QDP nel secondo tempo, che nei primi 10 minuti non siamo riusciti a trovare le bande nella matassa, loro sono stati brevi a ribaltare la situazione. È chiaro che su una giornata di questo tipo poteva diventare difficile recuperare, ci siamo riusciti parzialmente, è chiaro che noi possiamo e dobbiamo far meglio, ma questo lo sappiamo e ce lo diciamo sempre, a volte ci intoppiamo come è successo oggi e niente, bisogna aspettare, finalmente sembrava che potesse essere una giornata favorevole visto che eravamo andati in vantaggio, era da tempo che non ci capitava. E invece ancora una volta è sfumata la vittoria, però insomma è un risultato che sicuramente è giusto perché comunque l'Union QDP ha dato tutto e noi siamo riusciti a scardinarli fino a un certo punto, insomma. Ma si vede il tuo gioco, si vede, e la squadra c'è, cosa manca per essere lì davanti, perché insomma siete tra le favorite di questo campionato? Ma manca probabilmente di saper chiudere le partite come poteva essere oggi, quello di avere maggior fiducia nei propri mezzi. Probabilmente è un periodo che ci gira male, ma è anche vero che dopo la Coppa Italia col Porto Mansuè sembrava di aver ripreso un certo piglio, cosa che appunto è stato parzialmente oggi, e speriamo che prima o dopo si riesca a innescare la marcia giusta perché poi se riesci a fare un paio di vittorie consecutive è quello che può portarti avanti, ma se ogni volta ti areni è chiaro che rimani dove sei, rimani insabbiato, e quindi dobbiamo essere bravi a fare in maniera che in qualche maniera bisogna tirare fuori qualcosa in più tutti quanti per cercare di tirare fuori quello che sono i nostri requisiti. Questo Gianfranco Fonti, allenatore del San Donà 1922, come avete visto dalla didascalia. E è un campionato abbastanza difficile per il San Donà, ma non solo per il San Donà, perché dovranno fare i conti appunto con delle formazioni San Giorgio Sedico e Porto Mansuè stessa, che vorranno mettere i bastoni tra le ruote a Porto Gruaro e a San Donà, che erano state fatte almeno dall'inizio della nuova stagione con il chiaro intento di ammazzare decisamente questo campionato. Non è così per il momento. Promozione in girone D, l'Opitergina è capolista sempre con 27 punti dopo la vittoria in trasferta con il Lovis Bresciano per 1-0. Il Treviso sale in terza posizione, recupera dopo una vittoria 4-0 netta contro però le ultime della classe, il Fossalta. Passiamo al basket per chiudere, due notizie. In Serie A2 femminile il Ponzano a Crema cede 73-63 e aspetta il prossimo weekend per incontrare e ritornare alla vittoria contro il Fassi Albino, mentre la Ruker Sanve, di cui parleremo
vedremo anche nelle prossime giornate, in condominio con l'Antenore Padova in testa alla classifica, ha battuto Crema sabato sera al termine di una partita durissima, molto interessante, e adesso la prossima al Palasystem, tra l'altro davanti alle telecamere anche di venetoglobe.com, che riprenderanno la gara contro la pari quota, ovvero il Padova, l'Antenore Padova. Sarà un match da non perdere, non mancate di seguirlo dal vivo e poi magari rivedete la partita su www.venetoglobe.com, sia in canale Facebook che YouTube. A tutti voi buona serata e a domani!